dicevo, Simone è il destino, non devi organizzarlo. Nel 2021 Simone riprovò ad organizzarlo, voleva giocare a tutti i costi, anche con la mascherina sul pallone, ma non ci riuscì. Arrivò il 2022, arrivò oggi, in campo per questa finale c'è Gassi Ruena di Piacenza contro Daniele De Padova e Simone ce l'ha fatta! E adesso, signore e signori, tutti in piedi per l'inno nazionale d'Italia.
Piacenza al servizio col numero 50. Chavez. Alla battuta col numero 14, Polpara. Ancora avanti, Piacenza, time out, nel frattempo richiesto
Ricordiamo anche che c'è a disposizione un piccolo bar organizzato dalla Polisportiva Mogliano che ci ospita in questo impianto. Si riprende a giocare. Terminiamo questa volta la battuta di Piacenza. Sostituzione in casa Gas 6 Blue Energy Piacenza con il numero 50 esce Gonzalo Ceres Parades e con il numero 34 entra Alessandro Guada. Con un applauso.
Aquino.
Terminale un soffio la totale di Piacenza, punto a palla al servizio con Garone. Aquino che va a segno con questo attacco vincente che manda ai 9 metri Maffini. Ancora vincente Piacenza.
Questa volta la Moro.
Buonasera, benvenuti alle esecuzioni del trofeo 013 città di Treviso, centro Maccavacca. Direi che è il momento di iniziare a pugnare le 24 squadre di loro Italia che sono arrivati fin qui e che per cui chiederei un grande applauso. Darei la parola alla Presidente di Nuovi Treviso, il dottor Mario, per un saluto. Due parole veramente veloci. È un piacere vedervi così numerosi oggi, ma soprattutto le parole che mi vengono è gioia da una parte e orgoglio dall'altra. Gioia per vedere questi ragazzi, la passione di questi ragazzi, la passione dei dirigenti, degli accompagnatori e dei genitori che vivono questi momenti con intensità che proprio figli. Orgoglio per come sono stati organizzati questi 2 giorni, orgoglio per la risposta che abbiamo avuto dalle squadre e la presenza che c'è. E quindi non posso che ringraziare veramente tutti voi, lo staff, gli organizzatori, i dirigenti che hanno accompagnato, coloro che hanno schiato i punti e chiunque ha dato una mano a tutto questo. Ma una figura soprattutto che è stato mediatore dall'anno scorso che parliamo di questo evento, Città di Treviso, di cui ho il piacere di essere presidente, ma almeno riferimento di tutto questo è stato Simone Cappelletto che vale per e quindi grazie a lui e grazie veramente a tutti voi. Non ho altro da aggiungere, abbiamo un sacco di premiazioni, quindi chiuderei qui e ovviamente ringrazio il Comune di Mogliano che ha dato a disposizione le strutture per questi bellissimi eventi, queste bellissime partite. Grazie. Grazie al Presidente David Moro. A questo punto, visto che abbiamo terminato, darei la parola a Simone Cappelletto per un breve saluto e un messaggio che vuole dare alle squadre partecipanti. Mi metto un attimo qua, sono anche senza voce. Ringrazio tutti voi tecnici e dirigenti che avete accettato di partecipare a questo progetto e dopo vi ringrazierò in privato, non vado per le lunghe. L'unica cosa che voglio dire la dico a voi ragazzi: se noi siamo qua, che abbiamo organizzato questo torneo e tutti loro hanno fatto lo sforzo con 32 gradi di tenervi in palestra, è solamente perché sappiamo tutti che vi è stato tolto tanto in questo periodo, in questi ultimi anni. E il nostro augurio è che possiate riprendervi tutto a partire da oggi. Grazie a Simone Cappelletto. Sono presenti anche per Cosmo Folli il Presidente Luigi Cecconi, il Presidente della FIMA 3-1 e la signora Cristina Simato, consigliere del Comune di Mogliano Veneto, che tra poco porteranno il loro saluto. È presente anche per FIMA, titolo sponsor dell'MP dell'incontro, Federico Arnao, store manager del FIMA di Treviso. Ringraziamo anche le società che si sono attivate nell'organizzazione e oltre a Volley Treviso ringraziamo Cosmos Volley, GS Olimpo, Volley Lubino, GS Capocroce, Volley Mogliano, la Polisportiva Casale e Polisportiva Casieri. Chiederei un applauso. Ringraziamo ovviamente anche le amministrazioni comunali, in primis Mogliano Veneto che ci ospita, poi Treviso, Zero Blanco, Quinto di Treviso, Casale Sossile e Casieri per aver messo a disposizione gli impianti di gioco. Ringraziamo i sostenitori del torneo Centro Maccavacca, FIMA, Industria del Fornitore Moro, Cortese, Linea Gelato, Z3, Tagliapoi Gomme, Refrigera, Autosile, Zanella, Enrico Mazzi Immobiliare, Sasti, Studio Point, Prostolo Project e Time Break, e oltre all'hotel Ticani. Ma soprattutto ringraziamo tutti i volontari che ci hanno supportato e si sono resi disponibili per organizzare la manifestazione. È davvero tutto che possiamo iniziare le premiazioni chiamando la squadra 24esima
sacco di ragazzi, quindi come già stato detto, che sia di buon auspicio per una ripresa del mondo dello sport, che è solo un beneficio per tutti questi ragazzi. Grazie. Grazie.